Incoraggiamento di Papa Francesco a chi soffre, non c'è salita che non si possa affrontare con Gesù, dice nel Regina Coeli in piazza San Pietro. Ignazio Ingrao. Francesco si affaccia dalla finestra del suo studio e si guarda intorno. La piazza è vuota, ma la benedizione arriva in tutto il mondo. 50° giorno da quell'8 marzo, quando Bergoglio ha dovuto interrompere le celebrazioni con i fedeli. Il Papa invita a non lasciarsi abbattere. Dalla lamentela alla gioia e alla pace, perché quando noi ci lamentiamo non siamo nella gioia, siamo in un grigio. Dalla lamentela, dice Francesco, dobbiamo passare alla gioia del servizio. Scopriremo che non c'è imprevisto, non c'è salita, non c'è notte che non si possano affrontare con Gesù. Alla messa del mattino chiede di pregare per le persone tristi. Perché sono soli o perché non sanno quale futuro li aspetta o perché non possono portare avanti la famiglia. Poi raccomanda di recitare il rosario nel mese di maggio per affrontare la pandemia e portare sempre con sé il Vangelo. I dati sull'emergenza